C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io. Don Angelo Zammarchi è il protagonista di questa prima nostra breve parte di puntata. Nacque a Castrezzato nel 1871, studiò prima a Chiari, poi al Liceo Arnaldo di Brescia, frequentando l'Oratorio della Pace. Nel novembre del 1890 entrò in seminario, luogo che divenne la sua casa per il resto della vita. Si prodigò per una concreta influenza dei cattolici nella scuola. In tal senso fondò il periodico Fede e Scuola e la rivista per insegnanti cattolici Scuola Italiana Moderna. Fu tra i fondatori dell'editrice La Scuola, con la quale pubblicò numerose pubblicazioni scientifiche di fisica, chimica, astronomia, mineralogia, oltre a testi religiosi didattici. Fu grande amico di padre Agostino Gemelli. Morì a Brescia nel 1958. Ultima puntata partenopea, vediamo come vanno le interviste nella Città del Sole con questo simpatico modo di dire: la H la Gamaiati Liber. Allora, di nuovo qui in compagnia di Francesco e Stefania, questa giovane e brillante coppia di Napoli. Sempre noi. A spasso. Allora, Francesco, qui ora ti devi impegnare, mi raccomando. Non farsi fa brutta figura a Brescia. No. Figuri a Brescia. Francesco. Questo è un detto bresciano, allora. Sì. La Gamaiat Liber, ma che? Sì, ma non strilla, Francesco. Liber, la H. La H. Laga Maiat Liber. Sì. C'è una... Niente? Nulla avete capito? No, zero Niente. proprio. La H è la vacca, la mucca. La che la mucca. Da noi- C'è che laga La H, la mucca, la vacca. Come si dice mucca in napoletano? Sì, la- La vacca, come si dice in napoletano? Veramente l'H sarebbe la che non ti capire, l'H. L'H quella è. La H. Ma da voi a Napoli, vacca, la mucca, come si dice? Mucca. Vabbè. Ah, maiat. Maiale. E certo. Mangia. Amaiati, capito? A magnata allora. Andiamo in maggiore, cioè andiamo in Loro tolgono la G. Tolgono la G, ok, quindi ne metti in la Maiat. I Liber. I Liber, credo che si Non mette è latino, è liber, lo schiavo, no. I liberi. I libri. Fazzela libera. Liber, boh. I libri, quelle cose che si usavano, un libro. A casa tenete un libro? Sì. Oh, chi è? Non apriamo. Si mette libri, chi si mette? Un'altra signora bella napoletana, vero? No, Di dove? di Brescia. Ci pare vero, mamma mia, allora qua andiamo sul morbido, cadiamo sul morbido. Yes. Ci fa figuraccia. Che ci fai a Napoli? Come ti chiami? Lucia. Lucia. Sì. Che fai qua? Sono in gita a Napoli con degli amici e adesso sto tornando a casa purtroppo. Tutto bene? È andata bene? Tutto bene, sono rimpilzata di pizza fritta. Ah sì? Sì. Sì, direi che te lo puoi permettere perché sei così Lucia, quindi puoi fare ciò che vuoi. Senti, Brescia città? No, sono zona Rovato, quindi Franciacorta, quindi vino buono, bollicine. Quindi mi alzi gli ascolti in quella zona, in Franciacorta, Sì. Ti riconosceranno e diranno: ma che ci fa Lucia a Napoli che aveva detto che stava al lavoro invece? Esatto, e fa finta. Ti hanno sgamato. Di che ti occupi, Lucia? Lavoro per un'azienda farmaceutica. Senti Lucy, via, tu allora qua che te lo faccio, capisci tu? Allora dico la H, la Gamagnati Liber. Quindi traduciamolo. La mucca ha mangiato i libri. Quindi se di quella persona la Gamaiati Liber, cioè? Vuol dire che non ha studiato moltissimo, quindi perché la mucca gli ha mangiato i libri e quindi non ha potuto studiare. Non è una persona di cultura. No, esatto. Il contrario di te, che oltre ad essere di cultura sei pure bella e simpatica. Grazie. Salutaci Rovato. Ciao a tutti. Viva Napoli! Viva Napoli. Ciao, grazie. Funiculare.